Buongiorno Taranto, un po' di insicurezza stamattina, sarà JC che mi mette timore. Allora, io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro questa mattina c'è Piero Caffio, una giornata piena, ma voglio salutare i radioascoltatori e i telespettatori che ci ascoltano sui 96.5, chi ci guarda sul canale 94, chi in streaming, chi ci ascolta sul DAB Plus, insomma, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è in ferie, a chi invece sta andando a lavorare e a chi sta facendo colazione. Questa mattina rassegna stampa piuttosto importante, e quindi per poterla raccontare al meglio mi sono avvalsa di Domenico Palniotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia e Sole 24 Ore. Buongiorno Domenico. Buongiorno Valentina, buongiorno ai telespettatori. E insomma è una giornata piena, anche perché oggi c'è il secondo dei tavoli tecnici all'Ilva. Ieri c'è stato il primo tavolo tecnico e infatti tutti i quotidiani regionali titolano, ma anche quelli nazionali comunque bisogna dire, titolano con Ilva. Il Corriere del Mezzogiorno titola ex Ilva, giorni cruciali tra governo e sindacati, primo incontro a vuoto. La Gazzetta del Mezzogiorno parla di carburanti, ma poi anche di Ilva, ex Ilva, ira dei sindacati al Mimit, oggi gli industriali. Nuovo Quotidiano di Puglia invece ha il titolone centrale, tavolo ex Ilva, punto interrogativo, senza ministri sale la rabbia e trema l'indotto. E ancora anche l'Edicola del Sud titola con l'ex Ilva, tutto rimandato a settembre, Binetti, la città chiede Bitetti probabilmente hanno sbagliato. La città chiede certezze, perché ieri in serata è arrivata un comunicato stampa del sindaco che oggi sarà al tavolo da Urso. Domenico, ieri non c'era il ministro e non c'erano i ministri, in realtà c'erano solo tecnici, e questo non è andato bene ai sindacati, che comunque hanno presentato la loro idea. Sì, diciamo che le giornate intense non è stata soltanto quella di ieri, ma è stata anche lunedì. Con lo sciopero di 8 ore. Anche, e si proseguirà ovviamente, oggi e poi domani, perché domani è il turno dell'indotto. Sì, è una situazione complicata e, come dicevi tu, i sindacati ieri sono stati molto critici per il fatto che Urso fosse presente, e se oggi Urso, come sembra possibile, sarà invece presente all'incontro con Confindustria, Federmeccanica e i principali acciaieri italiani, questo, dicevano ieri sera i sindacati, creerebbe qualche problema, creerebbe insomma qualche fibrillazione. Ieri che cosa è successo? Ieri c'erano i tecnici dei vari ministeri, economia, ambiente, lavoro, coesione, oltre ovviamente al capo di gabinetto di Urso e le strutture tecniche del ministero. I sindacati hanno presentato un pacchetto di proposte che mette al punto l'esigenza di avviare la decarbonizzazione, fare i forni elettrici, prevedere in questo senso un importante sostegno pubblico dello Stato, e in più i sindacati hanno presentato una serie di misure che riguardano la tutela dei lavoratori, il sostegno ai lavoratori, perché si dà per scontato che appunto ci saranno esuberi in numero rilevante, e quindi si chiede una serie di misure che vanno dal riconoscimento del lavoro usurante all'esposizione all'amianto, alla riproposizione degli incentivi, insomma. Ma anche ammortizzatori sociali al 100%. Certo, quindi per esempio l'USB ha proposto il reddito di transizione. Sì. Il pacchetto da questo punto di vista è molto ampio e molto corposo. I ministeri hanno ascoltato, hanno preso nota e hanno detto ai sindacati: vi riaggiorneremo prossimamente, perché al termine di questo giro di consultazioni domani mattina c'è l'incontro con le associazioni datoriali di Taranto e con le imprese dell'indotto. Giovedì pomeriggio è prevista una riunione dei ministri dove si tirerà una linea, si farà il punto di quello che è stato chiesto in questi giorni, e poi il governo dovrà dare le risposte, perché, come ha detto ieri il sindacato, le risposte
alle questioni tecniche servono risposte politiche, quindi è la politica che deve decidere e il governo che deve decidere. Un altro punto fondamentale emerso ieri è che il MIMIT, il Ministero delle Imprese, ha detto che se ci sono imprese, aziende, gruppi che vogliono presentare offerta migliorativa rispetto a quella di Jindal per l'area calda e l'area freddo, lo possono fare già adesso. Ora Jindal negli ultimi giorni ha corretto il tiro della sua proposta. Inizialmente aveva detto che l'area a caldo gli interessava relativamente, l'avrebbe presa in locazione, invece adesso ha detto superiamo il concetto della locazione, prendo tutto e poi vedo io a mio rischio che cosa fare di quest'area a caldo. Però questa soluzione non sembra piacere molto. Sì, c'è il provvedimento della magistratura che ha imposto fra 90 giorni, che sono già diventati 80 oggi, sì. Che ha imposto appunto la fermata dell'area a caldo perché inquina a causa delle polveri sottili e dell'amianto. Quindi il MIMIT ha detto se ci sono altre imprese si facciano avanti. Si rifarà il bando di gara che è stato lanciato appunto proprio un anno fa, oppure si aggiornerà il bando di gara? Questa ipotesi sembrava concreta sino a qualche giorno. Ho perso Domenico. Si dice che il bando sarebbe rifatto o aggiornato se dovessero esserci gruppi italiani, nuovi gruppi, cordate disposte a rilevare l'ex Ilva e quindi a presentare delle possibili condizioni di ingaggio. Altrimenti questa riproposizione, riscrittura del bando sarebbe rivista, anche perché il MIMIT dice ci sono dei problemi da fronteggiare. Il primo, un nuovo bando, un aggiornamento del bando comporterebbe tempi lunghi, perché poi se si riapre il bando bisogna dare il tempo ai nuovi potenziali di fare le proposte, interessati, certo, di presentare le offerte. Queste offerte poi vanno vagliate, vanno esaminate, vanno discusse. Secondo, c'è il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, quindi non abbiamo tanto tempo a disposizione, il tempo si sta restringendo, come ha detto ieri il sindacato, il countdown è già scattato. È già iniziato. Senti Domenico, Domenico, terzo elemento, l'ex Ilva ha bisogno di soldi, di risorse, e il prestito che è stato dato giorni fa dei 100 milioni è l'ultimo, quindi non possiamo andare troppo avanti perché l'azienda sarebbe senza risorse. Certo. Domenico, ieri c'è stato anche un incontro, una conferenza stampa delle associazioni che rappresentano l'indotto e loro chiedono un decreto per l'Ilva, un nuovo decreto legge, però mi sembra che il governo non sia proprio interessato a presentare un nuovo decreto salva Ilva. Ma guarda, l'indotto è molto preoccupato perché l'indotto è la parte più debole. Tutto l'indotto, tutte le attività di appalto lavorano prevalentemente e fondamentalmente sull'area a caldo. È evidente che fermare l'area a caldo significa che queste imprese non avranno più niente da fare. Quindi certo, nell'indotto, nell'appalto la preoccupazione è massima. Francamente io la strada di un nuovo decreto, così come è stato chiesto ieri a gran voce, la vedo un po' difficile, poco praticabile da un punto di vista politico, gestionale. Siamo ormai sul finire di questa legislatura. Io non credo che il governo voglia seguire la stessa strada di governi precedenti, cioè di provvedimenti che bloccano o neutralizzano l'intervento della magistratura. Bisogna cercare di trovare soluzioni alternative, quindi questa strada invocata dalle imprese, che è dettata appunto dalla paura di veder sgretolare tutto un sistema. Ieri hanno detto con la fermata la strada obbligata sono i licenziamenti collettivi, quindi dal loro punto di vista potrebbe essere comprensibile, però non credo che sarà politicamente praticamente il governo possa percorrere questa strada. Oltretutto non ci sono assolutamente segnali, finanche l'impugnazione del decreto dalla Corte d'Appello, che nelle primissime ore sembrava una misura possibile, non adesso sembra possibile, è stata messa, come dire, in stand-by. Grazie Domenico Palmiotti per aver fatto con noi la rassegna stampa, e noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità.
Eccoci qui, questa era Modern Love di David Bowie, pezzone dal passato. E allora adesso noi ricominciamo a parlare di Ilva. La situazione è drammatica, l'abbiamo detto, l'assenza dei vertici politici all'incontro al Ministero ha ridimensionato pesantemente l'efficacia del confronto con i sindacati, lo hanno detto proprio ieri le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo in video collegamento Vito Pastore della UILM di Taranto. Buongiorno Pastore. Buongiorno a voi. Allora, l'avete detto proprio voi, l'ha detto Davide Esperti, ha definito l'assenza dei ministri ai tavoli un pesante ridimensionamento del confronto. Che segnale ha dato il governo ai lavoratori quando sulla trattativa, ecco? Sì, sicuramente noi ieri ci aspettavamo al tavolo la presenza anche del ministro Urso, invece ci siamo ritrovati con 4 funzionari dei ministeri. Naturalmente loro ci hanno comunicato che avrebbero provveduto a trasmettere poi ai ministri quelle che erano le nostre proposte presentate riguardo la vertenza Ilva. Quindi si sono fatti da garanti nel trasferire ai ministri le nostre richieste. Le nostre richieste che, come ben sapete, si basano sul rispetto di 2 sacrosanti principi, quello di 2 sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. È naturale, tutto nasce dalla sentenza del Tribunale di Milano. Certo. Adesso diciamo è una corsa contro il tempo, ci sono questi 81 giorni, 80 oggi in realtà 80 con oggi esattamente, che si va verso la chiusura dell'area a caldo. Naturalmente le sentenze noi non le giudichiamo, le sentenze si applicano e adesso però si sta scatenando quella bomba sociale che noi da diversi anni avevamo sempre segnalato, perché la mancanza di intervento e questo silenzio da parte del governo ha portato a una situazione che era prevedibilissima. Nel piano straordinario nazionale che voi avete presentato ieri chiedete la continuità produttiva e l'acquisto delle brame. È davvero sostenibile questa soluzione? Sicuramente è sostenibile. Il piano di decarbonizzazione è un piano che noi stiamo chiedendo da diversi anni. Probabilmente se si fossero fatti più fatti e meno parole, e se quei 7 miliardi spesi fino ad oggi fossero stati investiti realmente per avviare questo processo di decarbonizzazione, oggi non saremmo qui a parlare di questi argomenti. Il piano è sostenibile, ci vuole la volontà, ci vogliono i soldi, ci vuole che il governo partecipi attivamente in questo piano di decarbonizzazione. Certo non è facile, dopo 14 anni persi al vento, credere che si possa realizzare, ma sicuramente è un qualcosa che può essere fatto nel momento in cui ci sono progetti seri. Naturalmente, oltre a questo pacchetto di continuità produttiva senza danneggiare la salute dei lavoratori e dei cittadini, perché questo processo di produzione a carbone naturalmente va debellato, si dovrà passare assolutamente ai forni elettrici che sicuramente non danneggiano la salute né dei lavoratori in primis e né dei cittadini. Pastore, oltre a questo piano chi rischia di più in questo momento però è l'indotto. Naturalmente adesso chi rischia di più sono i lavoratori dell'appalto che prevalentemente loro svolgono le attività proprio su questi impianti dell'area a caldo, sì, e che quindi da qui a pochi giorni rischiano di ricevere lettere di licenziamento. Abbiamo visto già la situazione in fermento da parte degli imprenditori. Ieri mattina c'è stato anche una mobilitazione in Viale Virgilio, sì, perché naturalmente i primi ad essere colpiti sarebbero proprio quei lavoratori dell'appalto che non hanno neanche la possibilità di accedere a strumenti come la cassa integrazione e che rischiano, come già stanno iniziando a minacciare questi imprenditori, di ritrovarsi le lettere di licenziamento da un giorno all'altro. Un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere velocissimo. Oggi il Ministro ha convocato il tavolo Taranto con enti locali e associazioni datoriali. Credete che sia un modo di risolvere veramente la questione o potrebbe essere l'ennesima passerella?
Ma questo grossissimo problema che si è abbattuto su Taranto può essere risolto solamente dalla politica. Noi speriamo una volta per tutte che tutti remino nella stessa direzione e possano avviare questo processo reale di decarbonizzazione dello stabilimento, allegato a strumenti straordinari, perché oggi come oggi è inutile nasconderci, quello stabilimento non potrà garantire i livelli occupazionali attuali qualora dovesse anche avvenire questo piano di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi abbiamo messo in primis anche degli strumenti che vanno trovati, strumenti di tipo lavori usuranti, estensione dei benefici previdenziali dell'amianto ed esiti incentivanti per poter attutire a questi esuberi strutturali che purtroppo saranno generati. Esattamente. Anzi, è proprio il caso di chiamarlo ammortizzatore, no? di caduta. Esattamente. Grazie mille a Vito Pastore della Wilm di Taranto. Noi continueremo a seguire la vicenda. Buona giornata. Grazie, buona giornata. E ora ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. E per la nostra new hit questo era Napoleone con Cucù Marie. Allora, buongiorno Taranto, ben ritrovati in nostra compagnia. Siete su Radio Cittadella per chi ci segue in radio e sul canale 94 Taranto TV per chi ci sta seguendo in televisione. Oggi è martedì 5 agosto e questo è il nostro consueto approfondimento del mattino con le notizie più importanti. Allora, partiamo da una grandissima novità per il conto alla rovescia dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, a cui manca pochissimo. Il 21 agosto è proprio vicino. È stato appena siglato l'accordo per l'arrivo di Romantica con la K, la seconda nave da crociera della compagnia estone Tallink, destinata a completare il sistema di accoglienza sul mare degli atleti. Arriverà lunedì 17 agosto. Romantica è una nave da crociera da 1200 posti ed è storicamente attiva tra Tallinn e Stoccolma e è stata già utilizzata per eventi internazionali. Affiancherà la nave Aroia all'ormeggio nella stazione navale di Mar Grande, a Chiapparo, insomma. Insieme daranno vita a un vero e proprio villaggio del Mediterraneo. La sindaca di questo villaggio del Mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale di ginnastica ritmica. Non so se ve la ricordate, è brevissima. E dallo sport sul mare adesso passiamo a un altro argomento che riguarda sempre il nostro mare, le nostre acque, il nostro territorio. C'è un'importantissima novità approvata dalla Giunta regionale della Puglia, perché è nato ufficialmente a Taranto il San Paolo Dolphin Refuge. Sì, ne avevamo già parlato, fa parte della Ionian Dolphin, è il progetto della Ionian Dolphin, il primo centro recupero animali selvatici regionali e rifugio specializzato interamente dedicato ai cetacei. Come avevamo raccontato più volte, il progetto, che è proprio ideato dalla Ionian Dolphin Conservation, sarà il centro operativo nello specchio d'acqua del Mar Grande per la cura, il recupero e il monitoraggio dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi. Come è stato dichiarato dall'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Francesco Paolicelli, si tratta di un presidio altamente qualificato per la tutela della biodiversità marina, che si affianca alla recente inaugurazione della Sea Turtle Clinic di Valenzano. Una curiosità fondamentale: l'attività si svolgerà nel pieno rispetto scientifico, senza scopi di spettacolo pubblico dal vivo. Infatti nel progetto è prevista anche un'educazione ambientale che avverrà però in modalità completamente virtuale attraverso una control room, mettendo al primo posto il benessere dei cetacei nella tutela dell'ecosistema. E noi adesso però ci fermiamo, perché quando torniamo parliamo di un tour di magia e mistero a Taranto Vecchia. E con chi lo possiamo fare se non con Silvia Quero? E questi li avete riconosciuti, sono i Beatles con Magical and Mystery Tour, perché è riferimento culturale, è proprio quello. Buongiorno Silvia Quero, bentornata. Buongiorno, che bello tornare ogni tanto. Hai visto, torni tu, io mi siedo, mi rilasso. Che bello, eh? È bello. Beh, sì. Sicuramente le sedie stanno qui per il rilassamento. Sì, proprio sono proprio sedie comode. Sì. Allora Silvia, l'8 agosto ci sarà in Città Vecchia un itinerario insomma.
insolito, magico e segreto, che si chiama Mystery Tour, Magical e Mystery Tour, proprio come la canzone dei Beatles. Esattamente come la canzone dei Beatles, infatti c'è questa locandina anche un po' psichedelica per ricordarlo. Che ricorda proprio il Magical e Mystery Tour dei Beatles. Sempre nell'ottica, insomma, della promozione, divulgazione del territorio, abbiamo ripreso un'antica collaborazione, io e Lavinia D'Andria, la guida imperfetta o I am perfetta, dipende da come la vedi a Lavinia. Noi eravamo attenti a quelle due, quindi è un progetto che andava appunto a raccontare la storia di Taranto con due prospettive diverse. Lei guida turistica abilitata, io che sono quello che sono. Una chiacchierona espertissima di arte. Una archeologa, insomma, un po' di cosine, quindi ci siamo messe insieme già da molti anni, quindi cerchiamo di creare delle esperienze, quindi per riuscire ad approcciarsi alla storia di Taranto e alle nostre bellezze anche in maniera differente, perché una cosa che vai là dici questa è la chiesa e questa è... Esatto. Che cosa visiterete? Che cosa si potrà visitare? Io te lo dico, mi sto prenotando. Ok, quindi Castellaneta, Lavinia di là, Lavinia segna Castellaneta 2 più cane. Può venire anche Romeo. Assolutamente sono animal free, potete portare anche i coccodrilli, noi siamo amici degli animali. Benissimo. Gatti, quant'altro, tutto, il pappagallino. Niente, visiteremo ovviamente la città vecchia, ma il discorso non è tanto cosa vedremo, ma cosa scopriremo, perché ci saranno cenni su fantasmi, perché è popolata dai fantasmi, solo che nessuno parla dei fantasmi, ma ci sono i fantasmi, cara Valentina. Perché io vedo 3 luoghi che conosciamo perfettamente. Castello, quindi i fantasmi del castello, che sono ben 2. Un fantasma ipogeico, allora, c'è anche un fantasma forse lo so, anzi forse io so 2. Mi sai tutte e 2? Una è la monachella. Ma lo sai chi era veramente? La sirena. Tu vedi troppa la mia trasmissione, la devi smettere di leggere. No, cioè io non solo vedo troppo la tua trasmissione, c'ho ogni lunedì Giovanni Guarino, lasciamo stare, cioè proprio ormai mi avete fatto una testa così. E l'altro? E l'altro invece era un operaio dell'Arsenale, se non sbaglio, qualcosa del genere. Che tra l'altro c'è ancora l'ascensore in cui è rimasto bloccato. L'ascensore, sì, il trasportino, non sappiamo come chiamarlo. Poi nel sottosopra, chiamiamolo così, il sottosopra di Taranto, scopriremo degli antichi riti. Quindi coinvolgeremo anche, insomma, i partecipanti in antichi riti, tipo maledire a morte qualcuno, cioè delle cose così. Robe friendly, possiamo dire. Sì, noi siamo comunque sempre per la non violenza, quindi non è che vai, aggredisci qualcuno, lo maledici a morte e vi spieghiamo come si fa, come facevano le nostre nonne. È sempre utile. E poi comunque tutti quei riti antichissimi che ci portiamo dietro dal nostro patrimonio magno-greco, che si è tramandato anche in riti che sono popolari, la maggior parte scomparsi. Vabbè, il più facile, il più banale l'affascino, però che ve lo dica a fare, ce ne sono alcuni un po'. Addirittura vi mostreremo come scoprire l'autore di un furto. Addirittura, cioè veramente, perché non l'avete spiegato alla polizia di Stato, tipo questo? Quello è un CSI, quello è le nonne, lo facevano le nonne. E ci azzeccavano? Pare di sì. Non il colpevole diceva no, non sono stato io, però ancora un colpevole che dice sì, sono stato io, poteva dire un'altra cosa. Però è anche quello, quindi spiegheremo come farlo, quindi si può fare anche a casa sta cosa qua, quindi succede qualcosa, Senti, ma alle colonne doriche che cosa c'è di magico e misterioso? C'è una medium. C'è una medium? Ma inizio ad avere paura di sto Turri. C'era una medium, poi è probabile che sia ancora il fantasma, però proprio lì c'era una medium. Ma non ti posso spoilerare tutto. No, non mi puoi spoilerare tutto. C'era una medium che aveva un compagno di avventura un po' spettrale, ma posso dirti tutto. Tutto adesso... certificato, è storicamente certificato, ovviamente, non è che ci inventiamo niente. Certo, anche perché insomma, come vai a controllare le scartoffie tu, nessun altro. E allora adesso noi ci fermiamo, quando torniamo non ci sei tu, ma c'è la mia metà. Ci sarà la tua metà che darà tutte le informazioni su come fare e prenotarsi. Grazie a Silvia Quero, noi ci fermiamo un attimo, quando torniamo continuiamo a parlare di questo tour magico e misterioso. Rieccoci in onda, questa era Madonna con Papa Don Prince, bellissima canzone. E allora noi torniamo a parlare di questo Magical and Mystery Tour, ma lo facciamo con Lavinia D'Andria, la guida imperfetta o è imperfetta? Ciao. Sei perfetta o imperfetta? Un po' tutti e due. Un po' come tutti, eccoci. Allora,
3 tappe in Cittavecchia a partire dalle 19. Come si prenota? Allora, ci sono dei numeri di telefono che potete tranquillamente trovare le locandine sparse, insomma, su tutti i social. C'è un costo di partecipazione insomma agevolato per i soci del Touring Club Italiano, perché in questo caso questo evento è patrocinato dal Touring Club Italiano, e naturalmente i soci Artava, che è l'associazione che da sempre ci aiuta a realizzare questi eventi. Senza la loro collaborazione, la loro presenza fissa in Cittavecchia, molte cose non si potrebbero fare. Quindi ringraziamo anche da parte di Silvia, ringraziamo Armando Blasi, che insomma ci dà sempre una grandissima mano in tutte le iniziative che ci vengono in mente. Lavinia, tu fai la guida a Taranto, com'è si può vivere di questo lavoro? Io ci sto lavorando, perché il mio lavoro di base è fare l'ingegnere. Quindi, però sto lavorando perché vorrei non fare l'ingegnere, sembra strano, e fare solo la guida. E quindi il nostro lavoro, grazie a naturalmente persone come Silvia, come Armando, anche voi che promuovete in qualche modo il turismo, magari un giorno questo desiderio diventerà realtà. E ci sono ci sono molti visitatori che vengono? Abbastanza, diciamo che negli ultimi anni abbiamo lavorato tanto, però la strada è ancora Ma con le navi da crociera, o c'è chi viene apposta per vedere Taranto? Diciamo che adesso un po' tutte e due. Le navi da crociera fanno numeri, però dobbiamo saper vendere meglio il nostro prodotto, quello sì. Però ho notato che negli ultimi anni, e soprattutto dall'anno scorso e quest'anno, ci sono anche tantissime persone che scelgono Taranto come tappa turistica, non più come una meta di passaggio, ma proprio per restarci almeno 3-4 giorni, e questa è una cosa positiva. Qual è il punto della città che emoziona di più? Sicuramente la risorsa mare, quello è attrattivo numero uno. E le bellissime realtà che abbiamo, anche il Marta sicuramente, il Museo Diocesano, la cattedrale, però anche Taranto Vecchia. Ieri sera proprio abbiamo portato un gruppo a passeggiare nella città di notte, e nonostante alcune brutture che ahimè ci sono ancora, però sono rimasti affascinati, perché la nostra sembra una piccola città magica. E a te invece che cosa piace raccontare di più? Questo lo devo un po' a Silvia, il fatto di aver scoperto le piccole storie. Sì. Quindi i libri di storia. Poi io non vengo da una formazione come quella magari può essere di Silvia, di aver fatto dei studi prettamente storici, archeologici. Quindi diciamo abbiamo cercato insieme a lei di trovare un modo simpatico di raccontare la storia, perché credo che quella canonica si possa trovare sui libri di storia, quindi sia facile sfogliarli. Invece le piccole storie molto spesso vengono dimenticate, però questo non significa che non siano altrettanto importanti, e dalle piccole storie possiamo raccontare la storia anche più grande. Perché sono le storie che raccontano la Taranto del passato, assolutamente sì, da cui dobbiamo magari imparare anche per il futuro, perché erano storie di conservazione, storie di tradizione che insomma vanno mantenute, e sono la nostra identità alla fine, no? Quello che ci contraddistingue come Taranto. Esatto, sono d'accordo. E allora io non vedo l'ora di partecipare a questo Magical and Mystery Tour sabato 8 agosto alle 19 al tramonto a Piazza Castello. Sì, incontro a Piazza Castello, ci troverete, attenti a quelle due che ritorna dopo un po' di tempo. Ci siamo fatti attendere, ma perché volevamo in qualche modo partire con un qualcosa di scoppiettante, come è sempre stato. Non vedo l'ora. Ebbene, allora, se volete partecipare, cercatelo sui social, ci sono tutti i numeri di telefono, prenotatevi, oppure presentatevi là come farò io. Sì, diciamo che ancora ci sono alcuni posti disponibili, quindi c'è possibilità di prenotarsi o comunque di venire lì, accettiamo. Perfetto, io vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. L'appuntamento con Buongiorno Taranto finisce qui. Io ringrazio Lavinia D'Andria, grazie a voi sempre. Ringrazio Silvia Quero per essere stata con noi, ringrazio il nostro Piero Caffio perché ogni volta mette bellissima musica e rende possibile tutto quello che facciamo ogni mattina. Do gli auguri alla nostra Carmen Valletta perché oggi è il suo compleanno, e l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani. Ciao ciao.